Buongiorno, buon inizio settimana, lunedì 16 marzo, cominciamo la settimana con la rassegna stampa qui su Telecolor per sfogliare i quotidiani e vedere, insomma leggere, approfondire le notizie delle ultime ore che ovviamente, così ormai come avviene da settimane, sono tutte incentrate sul conflitto in Medio Oriente, tutti gli effetti anche diciamo inaspettati che l'Occidente, il nostro paese è costretto a vivere, prima su tutto il caro carburanti e tutto quello che sta succedendo attorno anche a questo tema. Poi ovviamente tanta cronaca nella rassegna stampa regionale, tanta politica perché ovviamente c'è ancora l'effetto dell'inchiesta scandalo, l'ultima inchiesta scandalo della Procura di Palermo che ha coinvolto il super manager Iacolino, ma anche il racconto insomma, della politica che in queste ore si sta interrogando su come muoversi, pronto per dare risposte diciamo, ai siciliani, e poi trasversalmente il tema del referendum che entra oggi nell'ultima settimana prima del voto del 22 e 23 marzo. Andiamo a vedere subito i quotidiani nazionali, partiamo con il Corriere della Sera che in apertura ha le notizie che arrivano dal Golfo. Kuwait, raid sulla base italiana, drone distrugge un velivolo da 34 milioni, lesi soldati tajani, non ci facciamo intimorire. Un drone iraniano sulla base italiana di Ali al-Salem in Kuwait, illesi i nostri soldati protetti nel bunker, distrutto invece un velivolo a pilotaggio remoto, quindi un drone, da 34 milioni di euro, intanto gli israeliani parlano almeno di altre 3 settimane di guerra. Questa è una guerra, come sempre lo abbiamo detto dal primo giorno, che il presidente americano aveva definito una guerra che sarebbe durata poco, al massimo 4 settimane, in realtà così, vedete, non sarà così come era facile immaginare. Poi attacchi indiscriminati, ora è allerta massima, dice l'ammiraglio Cavo Dragone che è diciamo, rappresentante della NATO, attacchi indiscriminati ai paesi del Golfo a cui va la solidarietà della NATO, che potenzierà la capacità offensiva antimissile, elogio alla professionalità dei nostri soldati. Dicevo, il referendum ha messo tutto di spalla sul Corriere della Sera, ultima settimana di campagna elettorale, poi si voterà, le ragioni dei favorevoli e dei contrari in un accurato data room di Milena Gabanelli, poi i no. Qui in questo caso Mario Monti, intervistato al Corriere della Sera, l'ex Presidente del Consiglio, e il sì di 200 professori universitari invece che chiamano all'appello per votare la riforma. Poi andiamo a vedere altri quotidiani, la Repubblica, nuovo attacco agli italiani, colpita con un drone la base in Kuwait, nessun ferito, distrutto il velivolo Reaper, il Ministro della Difesa Crosetto, resta solo il personale essenziale, cauta la risposta dell'Unione Europea a Trump sulle navi a Hormuz, si pensa a rafforzare Aspide, fatua dell'Iran che adesso ha nel mirino Netanyahu, Bibi Netanyahu e quindi Israele. Vi faccio vedere in pagina anche questa notizia che arriva dalla Francia. Francia al voto, balzo di Le Pen, i socialisti in testa a Parigi. L'estrema destra francese continua la sua corsa verso il potere al primo turno nelle elezioni comunali, considerato un banco di prova per le presidenziali del 2027. Il Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen, avanza in alcune grandi città. Domenica ballottaggio, socialisti in testa invece a Parigi in vista del secondo turno. Il leader Bardella apre ad alleanze locali con la destra, quindi insomma ed è sempre stato così, un vero test, un vero banco di prova, fedele tra l'altro di quello che potrebbe succedere al prossimo voto in Francia. Restiamo sul racconto dei quotidiani per capire cosa sta succedendo in questa parte del mondo, nel Medio Oriente, con gli approfondimenti che leggiamo da Repubblica. Eccolo qua: flotta droni Marines, ma per salvare i commerci gli Stati Uniti rischiano il pantano. Questa è la zona del conflitto. La vedete in pagina in questo momento, eccolo qua. Il Golfo Persico, tutti i paesi che si affacciano, quindi tutti i paesi interessati, i produttori di petrolio di questa zona, e la battaglia navale, insomma, però
che si voleva evitare, in realtà rischia insomma di mettere veramente a dura prova i rifornimenti del Golfo, cioè diciamo che arrivano dal Golfo. Guardate quanti paesi insomma sono lì con le loro navi, si vede dalle bandierine, eccole qua, ve le sottolineo in giallo, in questa zona di mondo. La Mission Impossible di Donald Trump, riaprire quello stretto di Hormuz cruciale per l'approvvigionamento energetico. Da 2 settimane i Pasdaran tengono bloccate 600 navi. Il presidente americano lo ha promesso, il transito tornerà libero, anche se per farlo ora chiede aiuto ad alleati poco intenzionati ad assecondarlo. Corea del Sud a parte, che però guarda agli affari, già che sta rimpiazzando gli arsenali delle monarchie del Golfo. Peccato che proteggere quel collo di bottiglia naturale dove penisola arabica e coste iraniane quasi si sfiorano, distanti meno di 33 km, è rischioso e costoso, tanto più che gli iraniani non hanno remore a sparare su chi prova a passare senza il loro permesso. Ne hanno già fatte le spese 20 navi. E qui tutto il tema del conflitto di questi giorni. Usciamo da questa pagina per vedere un'altra, sempre da Repubblica, ed è questa. Chi sta guadagnando in tutto questo conflitto? Il super greggio, quindi le big oil, le aziende produttrici ringraziano perché contano già profitti extra per oltre 63 miliardi. Caro prezzi medi a $100 al barile, con i prezzi medi a $100 al barile le aziende degli Stati Uniti sono avvantaggiate, mentre per gli automobilisti il rincaro dell'oltre il 20%. Quindi questi sono i numeri messi nero su bianco a 2 settimane dal conflitto in Medio Oriente. Ritorniamo invece nel racconto, quali sono le misure che il governo italiano vuole mettere in atto. Caro energia, lo scudo per le imprese, bonus per i redditi bassi, sostegno anche all'export per le filiere più colpite, il decreto aiuti a fine mese, arriverà a fine mese, speriamo che non sia troppo tardi, caccia alle coperture e Tajani rilancia l'accisa mobile, che non è una novità, non l'ha inventata questo governo, ma già insomma, è stata applicata, è stata diciamo, resa in decreto, messa in decreto nel 2023. Andiamo a vedere gli altri quotidiani, le altre prime pagine. Abbiamo visto le Repubbliche, Corriere della Sera, vediamo La Stampa. Trump allarga la guerra, il titolo d'apertura, collaborazione navale a Hormuz, come abbiamo già letto nell'articolo, l'apertura di Seul e Tokyo, attacco alla base italiana in Kuwait, è quello che insomma abbiamo raccontato. Poi non l'abbiamo visto, cioè non abbiamo letto i titoli, abbiamo visto questa foto già nelle altre prime pagine. Lui chi è? Kimi Antonelli, il giovane pilota italiano che ha vinto il Gran Premio di Cina questo fine settimana, un successo che arriva nei Gran Premi dopo 20 anni, cioè da 20 anni un pilota italiano non sarebbe sul podio in un Gran Premio di Formula 1. Velocemente altri quotidiani, Il Messaggero, drone sulla base italiana, ma poi diciamo, il racconto anche, e qui lo fa Romano Prodi, il peso del voto americano sulla guerra, perché diventa sempre più difficile, leggiamo l'attacco del pezzo, capire a fondo quali sono le conseguenze della guerra in Iran. Si sono fatte molte ipotesi che una dopo l'altra sono già cadute nel pur breve periodo del tempo trascorso all'inizio della guerra. Tutti erano allora d'accordo che il prezzo dell'energia sarebbe risalito, ma che probabilmente sarebbe stato un sussulto di un breve periodo, a cui si sarebbe presto seguito un processo di normalizzazione. La risposta iraniana, che ha colpito i produttori del petrolio raggiungibili dalle armi dei Pasdaran, ha cambiato totalmente il futuro dell'energia, anche se il ruolo del petrolio e del gas è nettamente inferiore rispetto a quanto avvenne in altre grandi crisi energetiche, e l'arrivo di una rottura così grave dei mercati ha riportato in primo piano il problema degli approvvigionamenti. Questo è Romano Prodi sul Messaggero. Velocemente vediamo anche altri quotidiani. Oggi il Giornale torna in clima di campagna elettorale con il referendum, clima da brigate rosse sul referendum, l'intervista a Carlo Nordio con il sì, le toghe indipendenti. Questo è il Giornale. Libero, il referendum, le comiche finali, Libero, altro quotidiano di centrodestra,
che attacca la sinistra e i tromboni antiriforma. Con chi ce l'ha? Con Landini che strilla contro chi invita a votare, Scurati che al solito parla di dittatura, Bonelli e Schlein, quindi la politica, è in coro che dicono la democrazia è in pericolo. Dice Libero, lo dicono da 30 anni, ma il risultato qual è? Non si sa. Insomma, questo è che c'è la destra, il centrodestra che governa il paese. Poi il Fatto Quotidiano invece sceglie di aprire con la corsa alle urne di 20.000 fuorisede esclusi dal governo, pioggia di richieste a PD, Movimento 5 Stelle e AVS, Alleanza Verdi e Sinistra, per fare i rappresentanti di lista. Questo è un altro grande tema che investe ovviamente la questione del referendum. E poi la verità, l'Europa ci rimette alla canna del gas, perché qui l'apertura del ragionamento è sugli approvvigionamenti che potrebbero arrivare dalla Russia. Allora, pur di non riprendere metano e petrolio da Putin, approfittando dello stop alle sanzioni, la Commissione preferirebbe razionare i consumi e insistere con il green, una follia che rovinerebbe le imprese e i cittadini. Su questa prima pagina fermiamo la nostra prima parte di rassegna stampa, ritorneremo subito dopo per leggere i quotidiani regionali. Rientriamo in diretta con la nostra rassegna stampa di oggi. Allora andiamo a sfogliare i quotidiani regionali che diciamo, vediamo come titolo e come raccontano la giornata di oggi. Partiamo dalla Sicilia. La Sicilia, l'apertura ovviamente anche oggi è dedicata alle questioni internazionali, nuovo attacco dei droni a Teheran, militari italiani al riparo nei bunker. Quarto raid dell'Iran, nessun ferito, distrutto appunto come abbiamo visto un drone Predator che è appunto un velivolo radiocomandato. E poi le accise, i dubbi sul taglio, c'è un effetto causato da questa guerra che è l'effetto del rincaro carburante che la Sicilia paga diciamo in prima linea con i pescatori che dicono di essere in ginocchio appunto per l'aumento del gasolio, il gasolio per la pesca. Maltempo e migranti, due foto, notizie a centropagina. Arriva un altro vortice, quindi allerta arancione in Sicilia orientale sulla fascia ionica, diciamo mezza isola, eccolo qua, allerta arancione in mezza isola. In Sicilia molti comuni scelgono di chiudere le scuole per precauzione. Ieri primo assaggio, oggi appunto scuole chiuse. E poi la triste notizia che arriva da Lampedusa, ennesima tragedia, un bimbo di 2 anni disperso, naufragio di un barcone, 64 in salvo. Caso Iacolino, le contromosse della difesa. Mentre l'indagine della Procura di Palermo va avanti, si allarga su altri appalti, si apre una settimana calda per le difese degli indagati fra interrogatori preventivi e ricorsi al riesame. I difensori di Iacolino impugneranno il sequestro di alcuni soldi che sono stati trovati, 90.000 euro, nella casa del super manager della sanità. Poi insulti a De Luca dopo un comizio, non ho paura. Il leader di Sud Chiavanolda al termine di un incontro pubblico a Barcellona è stato affiancato e seguito da una Mercedes fino in autostrada da persone che vivono contro di lui. Se pensate di intimidirmi, mi vedrete qui non per il weekend ma per settimane intere. Intanto ho pronto un esposto. Questa è la prima pagina della Sicilia, entriamo dentro, leggiamo la notizia del tragico naufragio con il bimbo di 2 anni che scivola dalle braccia della madre e viene inghiottito dalle onde, davvero una tragedia senza commento, incredibile quello che è successo. Su cosa viaggiavano questi migranti, questi 64 migranti? Su un barchino di ferro di 9 metri, il mare mosso per il maltempo, la paura negli occhi, 163 occupanti per la disperazione di una madre della Sierra Leone che nel viaggio della speranza ha perso il bambino di 2 anni. La carretta è partita da Sfax in Tunisia in piena notte quando i controlli sono minori, a bordo 65 disperati provenienti da Burkina Faso
Camerun, Costa d'Avorio, Guinea e Sierra Leone. Ognuna di questi ha speso 300 euro per un sogno in Italia. L'imbarcazione inizia a imbarcare acqua, il panico esplode, la mamma della Sierra Leone con il suo bambino di 3 anni stretta al petto precipita in mare, mentre tutto affonda, lo stringe forte, ma gli schizzi, l'urlo di terrore, il piccolo le scivola dalle braccia e le scompare tra le onde nere. Questo è il racconto di questo tragico naufragio che siamo costretti a raccontare. Andiamo a vedere il grido d'allarme lanciato dai pescatori di Portopalo. Marineria siciliana in crisi, il gasolio è troppo caro, chiesto un tavolo con il ministro Lollobrigida, un'intera filiera a rischio, pronti a restituire le nostre licenze, dice Federpesca, che racconta di una situazione in crisi, di un settore in crisi in tutta la Sicilia. Vediamo la prima pagina della Sicilia di Catania, eccolo qua, colpi di coda dell'inverno, pioggia, vento e scuole chiuse, oggi grandinate attese anche oggi, condizioni meteo avverse, oggi e nei prossimi giorni. Poi tante notizie che arrivano dalla cronaca cittadina, dalla cronaca di provincia, che troviamo in questa prima pagina, in questa pagina di Catania della Sicilia. Andiamo sulla prima pagina della Sicilia di Palermo, l'apertura dedicata a cosa sarà di Mondello tra spiagge e lavori, la borgata che attende il futuro, i dubbi di residenti e commercianti della zona e il ricorso al TAR della società italo-belga che vedremo che cosa darà in termini di risultati. Poi altra notizia. Troviamo il taglio alto di questa pagina, parlo con mia moglie, i deliri di Barreca, l'uomo coinvolto nella strage di Altavilla Milicia, la donna è stata uccisa nella villa, appunto del comune palermitano, durante la strage insieme ai figli. Parla una, diciamo, dei personaggi ambigui coinvolti in questa vicenda. Sabrina Fine dice: io sono vittima di questa storia. E chiede ovviamente che la sua posizione venga rivalutata. Vediamolo appunto in pagina questo racconto. Sembra che l'uomo avrebbe dichiarato di aver visto un uccellino dirgli che Emanuel, il suo figlio che lui stesso ha ucciso, sarebbe resuscitato. È uno dei figli ucciso appunto con la moglie in una questione che appunto racconta di esorcismi, insomma racconti che hanno a che fare appunto con questi temi. Li chiamavano i fratelli di Dio, diciamo in questa congregazione che evidentemente ha tanti punti oscuri in questo racconto. Durante l'udienza del processo vari testimoni hanno riferito che il comportamento e l'ossessione verso la religione e il demonio dell'uomo era noto a tutti. Una persona ha riferito che non avrebbe voluto prendere da lei un divano usato perché infestato dai demoni. Quindi questo è, diciamo, la cornice su cui si muove questa storia. Parla anche appunto una delle donne, anzi la donna imputata in questo caso, e che ha processo per questa strage di Altavilla, si trova in carcere, si chiama Sabrina Fina, fin dal principio ha cercato di ribaltare la costruzione della procura di Termini Imerese presentandosi come una testimone impotente e vittima a sua volta di minacce. Secondo la tesi difensiva esposta all'interrogatorio dall'avvocato Critelli, la donna infatti sarebbe stata una marionetta nelle mani del marito Massimo Carandente e dello stesso Barreca, 2 degli altri 3 imputati nel processo. Insomma, una storia davvero molto molto torbida. Vediamo ancora il Giornale Sicilia, cambiamo quotidiano, attacco alla base italiana e l'apertura, e poi il referendum, Valditara che prende il ministro per l'istruzione che prende e chiede par condicio nelle scuole, quindi su questo tema del referendum non facciamo comizi dentro le scuole né per il sì e per il no, oppure se li facciamo, facciamoli per l'una e per l'altra, non propendiamo né per l'una né per l'altra tesi. Poi ancora qui vedete il naufragio di migranti, disperso il bimbo di 2 anni, c'è tanto sport come sempre nella prima pagina del Giornale Sicilia del lunedì, c'è il Palermo, Inzaghi carica i tifosi, dobbiamo crederci, domani sfida alla Juve Stabia, e poi in Cina il trionfo di Kimi Antonelli, dopo 20 anni un pilota italiano torna alla vittoria in Formula 1, il ragazzo, vedete, appena 19 anni, commosso, in lacrime per questa gioia.
chissà se inaspettata, comunque lui ci ha lavorato tanto. Andiamo a vedere invece la Gazzetta del Sud, l'ultimo quotidiano, attaccata un'altra base italiana, anche qui apertura con i racconti che arrivano appunto dal Medio Oriente, di spalla invece i migranti, il naufragio migranti con il bimbo disperso a Lampedusa, il caro benzina, che il governo non prende una decisione, molto diciamo diretto il titolo di oggi della Gazzetta del Sud. E poi le elezioni amministrative a Messina, dove in un primo momento, diciamo durante una riunione del PD, Barbagallo aveva detto, aveva espresso, il segretario del Partito Democratico siciliano aveva espresso un'apertura nei confronti di Sud Chiama Nord, poi il dietrofront che aveva già cominciato ad agitare le acque della politica messinese. Il tragico marzo dei femminicidi. Oggi Sara avrebbe compiuto 23 anni, domani al Duomo si celebreranno invece i funerali di Daniela Zinnanti, uccisa sempre a Messina da un compagno di 17 anni più grande che è venuto fuori dai racconti, sembra che qualche anno prima avesse provato ad uccidere anche la precedente compagna senza riuscirci. Prima di chiudere un po' di sport, ieri ha giocato il Catania, ha vinto per 2-1 in trasferta ad Altamura, il Catania la spunta all'ultimo assalto, Toscano rimane ancora in discussione, questo è il grande tema dello sport a Catania, sblocca di Tacchio, finisce 2-1 ad Altamura, sblocca di Tacchio, pari dell'ex Curcio su punizione, rete decisiva di Casasola nel recupero, l'allenatore nonostante il successo resta oggetto di valutazioni che potrebbero essere definite nella giornata di oggi. Toscano, eccolo qua, l'approfondimento. Scelte tattiche, il successo, il malore. Il club conferma o lo cambia? Diciamo, la vittoria in Puglia non ha dato certezze alla panchina del tecnico del Catania. Nella notte, lungo vertice dirigenziale. Lui, diciamo, ieri non si è presentato nemmeno nella zona delle interviste. La squadra che ne pensa, la squadra lo blinda in qualche modo, è al fianco del tecnico, Casasola e Donnarumma fanno scudo, la Serie B è un obiettivo valido ma noi non abbiamo mai smesso di crederci. Questo invece in chiusura la classifica alla luce dell'ultima giornata. Benevento sempre in testa alla classifica del campionato di Serie C nel girone C, il Catania al secondo posto, una distanza considerevole, 12 punti, ma dietro si ripropone la Salernitana a 57 punti. Prossimo turno. Catania giocherà lunedì contro il Casarano alle 20:30, poi invece domenica giocheranno Trapani contro il Potenza alle 14:30 e il Siracusa contro il Picerno. Ieri il Trapani, lo vediamo dai risultati, ha pareggiato 1-1 proprio contro il Picerno. Questa è l'ultima pagina della rassegna stampa di oggi, vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata a tutti.